In questo servizio Zona Volley fa tappa a Legnaro, una società che non comunica molto e che perciò spesso non è conosciuta, ma che schiera una Serie C maschile ed una femminile. Noi perciò vogliamo aprire le porte del Legnaro e farvelo conoscere. Diciamo che sorprendentemente all'ultima riunione di elezione del presidente provinciale abbiamo scoperto che siamo la prima società della provincia. Questo ci onora in maniera abbastanza gratificante, perché questi risultati si ottengono perché c'è stata programmazione, impegno e serietà di tutto il gruppo dirigente che io mi onoro di presiedere. Inoltre siamo la terza società a livello regionale, dietro colossi come la Sisley di Treviso e l'Oderzo di Treviso. Questo, come ho detto prima, è perché si è lavorato con serietà e professionalità. Abbiamo ricostruito completamente il maschile, partendo ancora nel 2000, e siamo arrivati a Serie C. Il Legnaro è una società chiusa in sé, che fa crescere i giovani del paese. Giovani soprattutto per farli crescere senza grandi obiettivi, ma per tenerli in gruppo, insieme, nello spirito dello sport. Questo è il nostro obiettivo, non tanto la vittoria, ma il gruppo giovanile e il gruppo che fa società. La squadra che vedete nelle immagini è la seconda divisione maschile, squadra di giovani del circondario, come ci spiega Gervasio Esposito. Ho iniziato dall'Under 14 con un altro gruppo, sempre di mia età, 18 anni, e Under 14 abbiamo vinto il campionato provinciale e poi siamo passati a Under 16, Under 18, l'anno scorso siamo arrivati quarti regionali e quest'anno un gruppo nuovo, faccio parte di questo gruppo nuovo di seconda divisione e anche questo è molto giovane. A confermare l'organico della squadra è un giocatore arrivato al Legnaro 4 anni fa. Gioco nel Legnaro da 4 anni, la squadra diciamo che è comunque in continua crescita per l'apporto di nuovi giovani e inseriamo sempre persone di altre società, quindi cerchiamo sempre di avere un gruppo molto giovane. In realtà questa seconda divisione è una vera e propria porta di passaggio fra il giovanile e la Serie C. Sì, diciamo che è proprio la squadra ponte che cerca di impostare i giovani dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico in modo da prepararli per la Serie C. L'obiettivo è perciò la promozione, per poter disputare il prossimo anno il campionato di prima divisione. Ci auguriamo di arrivare tra i primi 5 posti e naturalmente speriamo anche di arrivare alla promozione in prima divisione. A Legnaro, fra l'altro, c'è un ottimo rapporto con l'amministrazione comunale, che sostiene la società a livello di impianti. Un altro grosso vantaggio che ha la nostra società, e questo ci permette di fare sport a certi livelli, perché il comune abbiamo un ottimo accordo con l'amministrazione comunale, e qua ringrazio pubblicamente l'assessore Cristina Pasqualotto allo sport e il sindaco Giovanni Bettini, che oltretutto è stato un ex presidente della polisportiva. E questo ci permette di praticare lo sport e avere gli spazi che in questo momento è molto difficile. Ed infine andiamo a conoscere quali altre squadre schiera il Legnaro. Abbiamo altri giovanili, un Under 16 effettivo che quest'anno farà il campionato dall'Under 16, e queste due squadre insieme a tutto il giovanile che poi è a seguire sono il nostro vivaio per la prima squadra. Puntiamo a sfruttare al massimo le potenzialità del nostro paese e dei dintorni.